Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marinetto veneziano. Oggi parleremo dei tempi che stanno arrivando, che il Marinetto insomma già dal 2012-2015 aveva previsto quando tanta gente aspettava il salto dimensionale, il salto quantico, il settimo piano, diciamo le vibrazioni, arrivano gli extraterrestri, la legge d'abbondanza, la legge dell'attrazione, insomma, quando tutti dicevano che andava tutto per il meglio, tra il 2012 e il 2015 il vostro Marinetto veneziano cercava di tirare le persone per la manica della giacca, a dire guarda che dal 2020 in avanti ci sarà una suppostina leggera, no? Che arriverà dall'est. E chiaramente, come quello che gridava nel deserto, non ho sicuramente avuto dei sostenitori, ossia pochi. Ma prima di iniziare questa pila, il vostro Manetto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di YouTube di Legana, al canale YouTube del vostro Manetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social. I link sono sotto qui in descrizione. Abbiamo un Face, un gruppo, radionica, radiostesia, teologia ed ermetismo, siamo più di 1450. In più abbiamo il sito Capitano, che ormai è un best a livello radionico e radiostesico. Il vostro Marietto dal 2015 ha messo 20 ebook gratuiti, con tanto di spiegazioni, circuiti, ne hanno scaricati, messi 20, ne hanno scaricati più di 150.000. E il vostro Marietto dal 2015 ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti e radiostesici. In più con il Dagarra abbiamo una sezione shop dove si possono comprare ad esempio questo amuleto magico al prezzo di 150 euro, più 10 euro di spedizione e tante altre belle cose. Bene, parliamo un po' dei tempi che si stanno arrivando. Allora, siamo entrati nel 2020 con la soluzione, o diciamo, sotto gli influssi planetari più nefasti che si poteva sperare. Cioè, nel senso, peggio di così. Adesso siamo in questa zona d'ombra, spessa, nera, direi non tanto d'ombra, in cui questo virus, no, teleguidato, no, sta facendo un sacco di danni non alle persone ma all'economia. Quindi fabbriche che chiudono, gente che non riesce più a pagare il mutuo, ristoranti chiusi, insomma, la ruota dell'economia si sta inceppando e tutte le analisi e tutte le proiezioni stanno a indicare che il peggio a livello economico non è ancora arrivato. Cioè praticamente quello che per alcuni è una tragedia, sotto il lato tecnico, no, degli analisti finanziari è ancora burro e miele, perché prevedono situazioni ancora più disastrose. Infatti, no, per alcuni dicono che fra 6 mesi, massimo un anno, avremo 10-15 milioni di nuovi poveri, cioè avranno magari il cellulare, magari avranno una macchina, ma non avranno una forza finanziaria per pagare il debito, il mutuo, i soldi che si sono fatti prestare e quindi sicuramente ci sarà una nuova qualità o razza di persone che saranno borderline. Hanno creato praticamente con questa storia del virus, che sicuramente è stato creato o è stato dato, vedetela poi come volete, però sta di fatto che sta creando un sacco di macerie. Ma poi l'evoluzione, uno dice, ma a un certo punto arriveremo alla fine della storia. Il problema è che siamo agli inizi. Gli analisti finanziari prevedono che fra 10-12 mesi la situazione peggiorerà in modo importantissimo. Marietto, 6 anni fa, nel 2015, no? Ma anche nel 2012, invece la vedeva ancora più scura. Cioè questo è un antipasto, poi arriverà praticamente la cosa più triste, no? È che molto probabilmente fra un po', oltre ad averci privato a livello economico del minimo, no? Molto probabilmente dall'est avanzeranno persone che in questo momento stanno creando delle armate. Quindi a livello economico stanno distrutturizzando il tessuto sociale per prepararlo a diventare aggressivo per potersi poi difendere da questa avanzata che verrà dall'est. Il vostro marinetto veneziano cosa vi consiglia?
Il vostro Veneto veneziano ha dato già delle pillole, ne ha fatti più di 1400 in cui spiegavo come fare dei riti difensivi, usare certe strategie magiche. Io vi consiglio di andare al sito capitano.altavista.org, scaricare tutti ebook gratuiti se non siete nella possibilità di acquistare dei riti propiziatori per la vostra attività, per la vostra famiglia, insomma, per difendere quello che io metaforicamente chiamo la stalla. No? Per chi invece ha la possibilità finanziaria, sta vedendo che sta arrivando l'onda, no? Che il vaccino no, vaccino sì, siamo buoni, New Age di qua. Signori, sta arrivando tanta di quella cioccolata che dal 2020 adesso è burro miele, questo vi voglio dire. E quindi il prossimo passo sarà creare questi 10-15 milioni di nuovi poveri e dopo arriverà la seconda botta. Adesso in alcune regioni avete visto che cominciano a mettere in sicurezza i ponti, non è che li mettono in sicurezza perché sono diventati tutti bravi e buoni, sono messi in sicurezza perché la NATO aveva deciso qualche anno fa che dovevamo rinforzare i ponti per far passare i carri armati. Avete capito bene, lo ripeto. I ponti che nelle varie regioni d'Italia sono messi in sicurezza con semafori, restrizioni di passaggio di auto, non sono messi per il bene del cittadino, sono messi perché la NATO, qualche anno fa, ha diramato un ordine per tutta l'Europa di rinforzare i ponti, perché di lì i carri armati che pesano 60 o 30 o 40 tonnellate ci devono passare. Quindi sono dei piccoli campanelli. Una cosa è chiara. La situazione economica non è che adesso invento l'acqua calda, come stavo spiegando nel 2015, sta deteriorando in un modo importantissimo. La gente si incomincia a nervosire, il tessuto sociale si incomincia a sgretolare e il prossimo passo è far capire alle persone, no, che dall'altra parte, mentre noi ci stavamo sgretolando, si stanno preparando muscolarmente, no? Con i carri armati e quelle cosettine. Bene, cari amici, vi consiglio, allora, andate al sito del capitano, link sotto qui in descrizione, acquistate se volete diritti propiziatori, ciondoletti, tutte quelle cose che possono aiutare, in un certo senso, a rinforzarvi per i periodi che stanno per arrivare. Il Marietto lo diceva nel 2015, quando le persone aspettavano il salto quantico. Il salto quantico sicuramente arriverà, ma sotto forma di una tonnellata di territorio. Grazie cari amici, è una battuta, e alla prossima, ciao.